La Giunta regionale ha approvato ieri 3 nuove azioni di sostegno economico alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti siciliani. Le misure di aiuto predisposte dall'assessorato all'economia dal Dipartimento Programmazione derivano dalla riprogrammazione di economie per complessivi 155 milioni di euro POFESR 14-20 e dal Piano Sviluppo e Coesione finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il primo intervento, del valore di 70 milioni, prevederà un incremento della dotazione finanziaria della sezione speciale Sicilia al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Ministero delle Imprese al fine di riattivarne l'operatività. Il fondo, con il sostegno della Regione, potrà di nuovo assicurare investimenti, progetti di sviluppo aziendale, fornendo le riserve per le garanzie dirette e le controgaranzie nelle operazioni finanziarie aziendali. La seconda misura, deliberata dal governo regionale, prevede l'assegnazione di 65 milioni di euro all'IRFIS, finalizzati allo scorrimento delle graduatorie dei beneficiari di aiuti per l'emergenza Covid-19. Fino ad oggi la Regione, attraverso il proprio istituto finanziario, ha assegnato prestiti fino a 100.000 euro per contenere le sofferenze delle imprese siciliane. Infine, un sostegno da 20 milioni di euro viene destinato dal governo regionale della patronalizzazione dei consorzi Confidi. L'intervento segue le interlocuzioni tra le rappresentanze di categoria, l'assessorato all'economia e riguarda il rafforzamento degli organismi per la facilitazione del piccolo e medio credito per far fronte alle esigenze finanziarie di operatori, liberi professionisti e partita IVA indebolite dall'attuale congiuntura economica negativa.